l'ispirazione che io ho avuto per questo lavoro deriva da mio padre. Mio padre era un medico di famiglia, devo dire lui mi ha insegnato cos'è veramente la missione del medico, perché lui all'epoca non c'era la guardia medica, lavorava 12-13 ore al giorno, di notte se veniva chiamato andava a fare le visite a domicilio, all'epoca era così, il medico era effettivamente una missione, o la prendevi in quel modo oppure era meglio che cambiassi lavoro. Io sono sempre stato ispirato da questo. Nella mia scelta però dell'epoca era appena uscita questa facoltà specifica di odontoiatria, quindi ho voluto un po' affrontare questo aspetto più specifico di un settore medico. Sono entrato in odontoiatria a Padova, ho fatto il mio corso di studi e poi quando ho concluso il mio corso di studi ho iniziato, prima ho fatto il militare, perché all'epoca si faceva il militare, quindi ho fatto un anno di militare, poi ho iniziato a collaborare in un grosso studio di Padova, che mi ha dato veramente tanto, e nel frattempo ho aperto il mio primo studio, piccolino, dove ho iniziato, diciamo, a gestire anche la parte, chiamiamola imprenditoriale del lavoro, perché gestire uno studio va oltre quelle che sono le conoscenze specifiche odontoiatriche. Da lì mi sono appassionato anche della parte gestionale dello studio e negli anni via via lo studio è cresciuto, mi sono contornato da collaboratori validi fino a quando è arrivata Martina, che poi è diventata la mia socia perché effettivamente ha delle qualità innegabili e ho visto bene che quello fosse il nostro futuro insieme.